Mi collego subito all'ultima parola di Zeno D'Agostino, potrebbe sembrare filosofia, ma non c'è più nulla di filosofico, nulla. Il titolo è molto romanzesco, li vede la seta, guardate due numeri qua, 22 miliardi gli investimenti cinesi dal 2008 in imprese italiane, 300 milioni quelli che facciamo noi. Altri numeri sul gruppo di imprese cinesi, 168 gruppi cinesi hanno investito in Italia, quasi sempre con partecipazioni di controllo. Giriamo. One Belt, One Road. Ci sono, se voi guardate il documento ufficiale del presidente Xi Jinping, ci sono queste 4 frasi. 4 frasi, di nuovo, ci dobbiamo abituare a capire che dietro ognuna di queste frasi ci sono scelte e decisioni estremamente operative. Cos'è One Belt One Road? È un'iniziativa che mira a controllare i corridoi di trasporto per sostenere le esportazioni e facilitare gli approvvigionamenti. Qui la parola è controllare. I cinesi vogliono presidiare. Molte delle scelte che loro fanno non sono dettate solo dal mercato, sono dettate anche da quello che loro sono effettivamente, una potenza marittima. Trovare uno sbocco produttivo ai capitali accumulati durante il primo boom economico. Questo è un secondo punto molto importante. Se voi guardate quello che loro sono in grado di pagare per comprare alcuni beni in Europa, parliamo dell'Europa che siamo in Europa, o per costruire opere in questi paesi, vedete che dietro questo c'è una potenza economico-finanziaria non paragonabile in questo momento nel mondo con qualsiasi altro paese. Quindi c'è la cassa. Terzo punto, delocalizzare verso aree geografiche a minor costo di manodopera e automatizzare le attività portuali. Questo è un punto toccato da Zeno, drammatico. Signori, drammatico. I cinesi hanno terminal automatizzati perché da loro la manodopera costa troppo e la manodopera è quella vietnamita. Questo ha un impatto sulla nuova geografia economica del mondo devastante. Noi abbiamo l'obbligo di tutelare i nostri lavoratori. Sono molto diretto, abbiamo norme in questo momento in Parlamento, bisogna capire cosa sta succedendo dal punto di vista dell'automazione. Ultimo punto, creare nuovi mercati di sblocco sostenendo lo sviluppo economico dei paesi meno avanzati. Questo è per dire quanto appealing è l'offerta cinese. Loro in questo momento hanno un menù di prodotti estremamente appetibile per l'Italia, per i paesi dell'Europa dell'Est, per gli africani, è un bel catalogo. Giriamo. Gli strumenti, loro si sono dotati di alcuni strumenti estremamente operativi, hanno creato questa Asian Infrastructure Investment Bank che è uno strumento paragonabile alla BEI, alla World Bank, estremamente incisivo, finanzia a tassi di interesse interessanti. L'abbiamo già detto del presidio, voi sapete di alcune operazioni fatte ad esempio da Costco China Shipping anche in Italia in quest'ottica di presidio. Sono entrate, tema che voglio soltanto indicare, le polemiche voi sapete sono state molto forti in Europa e in Italia, sono entrati nel mercato delle costruzioni, soprattutto delle meganavi. Attenzione, che in tutta la filiera, come vedete, loro partono dalla costruzione e si arriva ad Alibaba, come ha detto prima Zeno. C'è un po' il problema dell'integrazione verticale, cioè quello che sta succedendo in questa filiera, è già stato detto prima, non mi dilungo, è che è importante avere un'integrazione costruzione, shipping, terminalisti, trasporto, logistica, distribuzione, tutta la filiera. Alcune operazioni fatte dai cinesi sono chiaramente in quest'ottica, le vedete elencate qua, alcune, come sapete, hanno interessato anche l'Italia. Giriamo. Le rotte. La Cina pesa nel West Med circa per il 30%, Barcellona e Genova in questo sono molto simili, quindi è un peso significativo e in aumento. Voi lo capite, un cliente così di per sé non è trascurabile e aumenterà. Quali navi girano nel Mediterraneo? Attualmente da 8.000 a 15.000,
si prevede che la dimensione media che avremo su quelle rotte sarà 15.000 TEU, quindi c'è un problema di gigantismo che a scalare riguarderà tutte le rotte. La rotta artica, alcuni agenti marittimi genovesi mi hanno detto che al momento, voi vedete l'ultima nave di COSCO che fa questo è 1500 TEUs, ma loro considerano la rotta artica più pericolosa della rotta terrestre ferroviaria. Giriamo in prospettiva. Forse perché i numeri che vedete qua, guardate dal 2011 al 2017, questi sono i volumi TEU del traffico Europa, Southeast Asia, China, il 99% va per mare. È difficile immaginare che la quota per mare possa scendere sotto il 90, l'85% dell'interscambio. Quindi il mare è, a mio parere, una buona notizia per noi, rimarrà centrale, il Mediterraneo rimarrà un passaggio centrale, l'Italia, che è questa penisola del Mediterraneo, rimarrà centrale. Giriamo. Però attenzione perché la rotta ferroviaria, guardate qua, dal 2011 a oggi, in sempre meno giorni, si fanno sempre più chilometri di ferrovia. Oggi, in 3 giorni e mezzo, 1500 chilometri. Giriamo. Le tariffe, la linea rossa è la tariffa ferroviaria, la linea blu è la tariffa shipping. Come vedete c'è un progressivo avvicinamento. Qual è in sostanza per alcuni porti, soprattutto quelli delle 2 ascelle, come dice il Ministro, Nord Tirreno, Nord Adriatico, il tentativo è passare dal nostro mercato, che è essenzialmente domestico, la pianura padana, cercare di andare a aggredire Svizzera, sud della Germania e, diciamo in questo senso, alcuni incoraggianti segnali ci sono. Trieste molto forte dal punto di vista ferroviario, con risultati sorprendenti, estremamente gratificanti. Qui il punto è che per aggredire quei mercati non è assolutamente indifferente la capacità di poter accogliere navi di grandi dimensioni, 18.000 TEU. Andiamo avanti. Veniamo alle ultime 2 slide, i punti di forza di Obor. Obor aveva alcune obiezioni di politica economica nel mondo. Oligopolio, l'avete visto prima anche nella cosa che ha detto Zeno, impatto ambientale, aumento dei costi complessivi di trasporto, però la sensazione che abbiamo tutti è che Obor avanza, sfonda. Pensate che negli Stati Uniti, dopo questo periodo autarchico, hanno alzato il ponte di Bayonne a New York per entrare ora nella Port Authority, entrano le navi post-Panamax a New York, i porti americani fanno accordi per affrontare il tema delle meganavi. La sensazione è che Obor, dal punto di vista della centralità nel mondo, è vincente. Ho già detto prima, è percepita come inclusiva e flessibile, ha molte offerte finanziarie e, guardiamo a noi, l'Italia, se riesce a erodere parte di questo interscambio, è certamente positivo. Punti di debolezza, ultima slide. Non voglio parlare di sicurezza sul lavoro, ambiente, appalti pubblici, clausole di reciprocità, sono cose note, cioè noi ai cinesi mettiamo questi punti di vista. Certamente forte è il tema della strategia TEN-T. Questi hanno comprato il Pireo. Ora, il Pireo, come fosse un corridoio per entrare in Europa, non era chiaro a nessuno. Quindi un tema di come l'Europa si pone con loro, cioè quelle che le debolezze che ha detto prima Zeno. Il problema è che noi balbettiamo anche su alcuni 3 temi su cui bisognerebbe in modo molto pratico avere chiarezza. Dal punto di vista antitrust l'Europa non è chiaro cosa stia dicendo all'atteggiamento cinese fortemente oligopolistico. Noi non abbiamo ostacolato l'operazione P3, MESC, MSC, CMA, l'ha fatto la Cina. Norme in materia di aiuti di Stato che non distinguono tra compagnie marittime comunitarie e non comunitarie. Infine, la regolazione comunitaria dello shipping, ed è veramente l'ultima considerazione, si ha la sensazione che non ci sia in questo momento un organismo mondiale in grado di mediare con norme dotate di una sufficiente cogenza per tutte le potenze marittime. Grazie.